Buonasera, nuovo approfondimento. Parleremo oggi di Agrigento Ricicla, della raccolta differenziata che tra qualche giorno partirà per i commercianti, per chi ha un'attività autonoma ad Agrigento. Continuiamo il nostro percorso informativo che è iniziato quest'estate con una trasmissione proprio con l'assessore Fontana, con le iniziative che il comune di Agrigento aveva fatto per Agrigento Ricicla. Ricordiamo i 2 appuntamenti a San Leone con dei concerti proprio per avvicinare la gente. Ricordiamo anche l'appuntamento ai Filippini, dove si è fatto, oltre che al concerto, anche informazione sui rifiuti, su come riciclare. Ecco, con l'assessore Fontana, grazie per aver ascoltato il nostro invito, ne parliamo anche con 2 esponenti di attività autonome come Emanuele Farrugia, conosciuto imprenditore di Agrigento, iscritto alla CNA. Ne parliamo, grazie Emanuele per aver accettato il nostro invito, e ne parliamo con Alberto Panarisi, responsabile della Confcommercio di Agrigento, anche lui un titolare di un'attività autonoma. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Continuiamo appunto questa nostra informazione per dare agli utenti, in particolare appunto a chi ha un'attività autonoma. Agrigento Ricicla riparte con le utenze appunto commerciali, con le utenze industriali, con le utenze degli artigiani, e vediamo come sarà possibile e come inizierà questo avvio. Agrigento si avvia appunto a questo nuovo percorso, il rifiuto considerato ricchezza e non più un costo. Assessore, allora diamo il via a questo nostro dibattito informativo, ci aggiorni su come sarà questo percorso. Che partiamo con il primo step, come previsto dalla variante che è stata firmata il 21 di luglio scorso di quest'estate. Il primo step era quello dedicato alle utenze non domestiche, cioè tutte quelle utenze che rientrano tra le commerciali, le artigianali, le industriali, ma anche gli uffici o le scuole. Cioè, tutte queste utenze cominceranno il 9 di ottobre. È stata predisposta l'ordinanza di cui parleremo anche dopo, e quindi il primo step partirà il 9 di ottobre, a fine ottobre ci sarà il secondo step, quello di Villa Seta e Monserrato, e poi via via gli altri, quindi San Leone, Villaggio Mosè e poi l'intera città. Siamo in leggerissimo ritardo rispetto a questo primo step perché abbiamo avuto un problema legato alla chiusura dell'impianto di Ioppolo che tratta la frazione organica, e siccome una parte importante delle attività commerciali produce umido, appunto frazione organica, non ce la sentivamo di partire avendo un problema così grosso. Siccome in questi giorni il problema verrà risolto, quindi individueremo un altro impianto per trasferire l'organico, abbiamo deciso di spostare leggermente in avanti per non ritrovarci immediatamente in difficoltà, perché raccogliere il rifiuto in modo differenziato e poi non essere in grado di riciclarlo è una contraddizione in termini. Quindi purtroppo non era prevista questa chiusura dell'impianto di Ioppolo, che peraltro, consentitemi da subito una nota polemica, chiusura non è una chiusura ai comuni, cioè l'impianto di Ioppolo ha deciso di non accogliere più la frazione organica dei comuni, mentre continua ad essere aperto per trattare i fanghi di depurazione. Ora, dal punto di vista tecnico io ho moltissimi dubbi sul fatto che solo con i fanghi di depurazione si possa fare del compost, però non tocca a me fare le doverose verifiche. Però tutto questo territorio si è ritrovato, quindi non solo Agrigento, si è ritrovato sostanzialmente senza un impianto che trattasse la Forsu. Noi da qui a qualche giorno risolveremo il problema, e quindi il 9 di ottobre potremo tranquillamente partire con tutte le utenze non domestiche. Si tratta dello step, per come la vedo io, più importante, perché è quello quantitativamente più rappresentativo, nel senso che per quanto siano meno delle famiglie le attività commerciali, però le attività commerciali producono una quantità di rifiuti che è maggiore rispetto a quello di una famiglia media, e avendo produzione di rifiuti tra di loro molto differenziate è ovviamente più complicato, perché più o meno le famiglie hanno una produzione che è omogenea, quindi io, come mi organizzo per 10 famiglie, mi organizzo per 100 famiglie o per 1000 famiglie, non ci sono grandi differenze. Se devo invece contestualmente servire un supermercato, un'attività artigianale che lavora il ferro e un ristorante, stiamo parlando di 3 soggetti molto diversi
che hanno produzioni merceologiche, si dice così in termini tecnici, di rifiuti molto diverse tra di loro, e quindi è certamente lo step più interessante dal punto di vista quantitativo, più complicato dal punto di vista gestionale, e quindi è bene partire con questo, così le difficoltà, come dire, le affrontiamo tutte e subito. Ecco, diciamo che voi avete approntato qui una brochure e c'è un calendario. Ecco, per somme linee, se lo sì, spieghiamo, prego. La brochure in realtà c'ha dietro la cosa che io considero più importante, cioè una breve lettera che il sindaco di Agrigento e io scriviamo ai cittadini, in questo caso ai cittadini imprenditori, in cui spieghiamo che fare la raccolta differenziata è una scelta di civiltà, è una scelta inevitabile, ma spieghiamo secondo me un concetto ancora più importante, che è fondamentale per poter risparmiare, perché uno dei due obiettivi che ci si pone quando si fa la raccolta differenziata è ridurre il costo della tariffa. L'altro è quello ovviamente di ridurre l'inquinamento ambientale, ma c'è ovviamente anche una convenienza economica che è giusto sottolineare. Questa convenienza economica si ha solo se la raccolta differenziata viene fatta bene. Noi l'abbiamo più volte detto, rispondendo alle polemiche di chi ci diceva ma a Fontanelle non sono tantissimi quelli che fanno la raccolta, noi abbiamo sempre detto è bene però che quelli che la fanno la facciano bene, perché la raccolta differenziata fatta molto bene è un rientro dal punto di vista economico, una raccolta differenziata fatta male è un costo in più. L'abbiamo spiegato, però secondo me è utile ritornarci. È utile ritornarci. Diciamo, è meglio rinfrescare. Facendo la raccolta della plastica, che viene fatta insieme all'alluminio e all'acciaio, se viene fatta bene, cioè se io dentro quel sacco del secco riciclabile trovo solo plastica riciclabile, solo metalli riciclabili, andrò all'impianto di selezione, pagherò all'incirca 40-50 euro per dividere questi tre materiali e però avrò indietro 340 euro per la plastica e molto di più per i metalli. Quindi a fronte di un costo di 50 euro ho un ritorno molto maggiore. Questo però è vero se sono in prima fascia, cioè se ho delle impurità che sono al di sotto del 10%. Se invece le frazioni estranee che io trovo lì dentro sono più del 10%, andrò in seconda, terza fascia, quarta fascia e il costo di selezione via via aumenterà, non sarà più 50 euro ma diventerà 100 euro, poi 150 euro e quindi ovviamente si ridurranno i guadagni per il comune e quindi i guadagni per i cittadini, fino ad arrivare a raccolte differenziate fatte molto male, in cui invece addirittura il costo della lavorazione di selezione è maggiore di quanto ti viene riconosciuto. Ecco perché non solo fare la raccolta differenziata è importante, però è obbligatorio e ora spiegheremo perché non si potrà sfuggire a questo obbligo, ma è importante farla bene. Ecco, stiamo vedendo delle immagini, queste sono centinaia di cassonetti che stamattina abbiamo ripreso, sono in deposito pronti per essere distribuiti alla città. Prego, dicevo, farla bene è fondamentale perché sostanzialmente noi a casa o in questo caso loro nelle loro aziende fanno il lavoro che diversamente dovremo pagare perché qualcuno lo faccia a valle della raccolta differenziata, è meglio farlo a monte. Bene, allora vediamo come verranno suddivisi i cassonetti con l'aiuto anche delle immagini che la regia ci sta vedete sono mandando. I carrellati, quindi sono questi cassonetti più grandi dotati di ruote che hanno due dimensioni, sono da 120 litri e 240 litri. Questi sono quelli acquistati prevalentemente per le utenze non domestiche, perché appunto si presume che le utenze non domestiche producano grandi quantità di rifiuti e quindi piuttosto che i mastelli verranno distribuiti carrellati. È chiaro che tra le utenze non domestiche ci può essere il piccolo ufficio che invece non ha bisogno del carrellato, allora in quel caso si darà il piccolo mastello. Eccoli, i mastelli sono questi, sono dei secchielli più piccoli, sono da 40 litri. Che si chiamano sottolavelli. Sostanzialmente sono sottolavelli, come vedete hanno una bocca anteriore che si apre per poter consentire quello che avete inquadrato, cioè si possono utilizzare pur essendo impilabili.
quindi se c'è qualcuno che ha poco spazio e quindi anziché metterli in orizzontale li vuole mettere in verticale, li può tranquillamente utilizzare anche in verticale perché c'è un'apertura anteriore che consente l'utilizzo anche. Allora abbiamo un cassonetto giallo, nel il cassoletto giallo cosa ci Il giallo è è messo? per la plastica e i metalli, quindi per il multimateriale secco riciclabile. L'azzurro che vedete, il blu, è per la carta e il cartone. Il grigio è per il secco non riciclabile, quindi la frazione minore, quella che alla fine spieghiamolo, perché magari... No, ora spiego per tutto. Il verde è per il vetro, quello più piccolo, e non è un caso più piccolo, è invece per l'umido, quindi per gli scarti da cucina. Allora, quindi l'umido, scarti da cucina, è più piccolo perché ovviamente è commisurato alla produzione di scarti. Contrariamente a quello che si pensa, facendo la raccolta differenziata, gli scarti da cucina che si producono sono veramente molto pochi. Quindi facendo la raccolta un giorno sì, un giorno no, vedrete che quel secchiello che è già più piccolo, per metà resterà vuoto. E ve lo dico perché io da un anno faccio la raccolta differenziata a casa mia a Porto Empedocle, quindi diciamo, ho fatto un'esperienza anche in questo territorio, oltre che fuori. Il verde, nel verde ci va il vetro, solo il vetro. Abbiamo previsto una raccolta settimanale. Vi accorgerete che la raccolta settimanale per le famiglie è superflua, nel senso che poi col passare degli anni la ridurremo. Personalmente io la espongo una volta ogni 2 o 3 settimane, perché di vetro ormai se ne fa davvero pochissimo, quindi un mastello, un secchiello di 40 litri serve per settimane, però c'è una raccolta settimanale, se la gente vuole comunque liberarsi del poco vetro che produce, ha la possibilità di farlo. La carta, il tappo del vetro. Il tappo del vetro dipende, può essere metallico oppure può essere di plastica. Se di plastica va nella plastica, se di metallo va nello stesso secchiello e verrà separato successivamente. Magari viene automatico buttare il tappo, quindi facciamo addirittura, diciamo, si tratta di attività che solo quelli un po' più diciamo, convinti coeve possono fare. Teoricamente bisognerebbe pure, riscaldando con l'acqua calda, togliere la carta. Non è obbligatorio. Ma questa è una storia metropolitana. Io lo faccio. È vera sta cosa? No, si deve fare necessariamente? Allora, oppure... non si deve fare necessariamente. Ovviamente è meglio farlo, però nel vetro è più complicato. Nelle bottiglie di plastica, dove è molto semplice, perché infili un dito, strappi e separi la carta dalla plastica, io direi che è utilissimo farlo, per evitare poi che vengano considerate nell'impianto di selezione frazioni strane. Vede ad esempio il Tetra Pak del cartone del latte, internamente è alluminio o comunque qualcosa di pseudometallico, esternamente è carta o cartone. No, e in mezzo c'è pure la plastica. E in mezzo c'è pure la plastica. Il Tetra Pak dove va? Cioè, allora, il Tetra Pak... Possiamo mettere a dividere il Tetra Pak. Non è che ci complicheremo la vita, no? Allora, spero sia più semplice. Il Tetra Pak è un multimateriale sostanzialmente, però siccome c'è sempre qualcuno che poi può fare queste lavorazioni, siccome la Tetra Pak è una delle più grandi multinazionali del mondo e non voleva uscire fuori dal mercato, siccome la Tetra Pak ha capito che il futuro nel mondo è la raccolta differenziata, ha capito che o si organizzava oppure usciva fuori dal mercato. Allora, in ogni paese Tetra Pak fa un accordo con uno dei consorzi di filiera e gli affida il compito di raccogliere il Tetra Pak e di lavorarlo successivamente. In Italia Tetra Pak ha un accordo con Comieco, che è il consorzio che ricicla la carta ed il cartone. Quindi il Tetra Pak va con la carta del cartone e ci pensa poi Comieco a fare quello che ovviamente noi non possiamo fare a casa, cioè separare i materiali. Mentre togliere l'etichetta di plastica, ripeto, dalla bottiglia di plastica, l'etichetta di carta dalla bottiglia di plastica, che è un gesto semplicissimo, anche perché c'è un altro gesto che bisogna fare obbligatoriamente, che è quello di comprimere la bottiglia per ridurre il volume. Prima ancora di schiacciarla basta togliere la carta. Dal vetro è più complicato, quindi le vetrerie ci pensano loro a toglierlo, a meno che, ripeto, uno non è fissato, lo vuole fare, però non c'è nessun obbligo. Sulla bottiglia di plastica sì. Ci sono alcune aziende che fanno bottiglie di plastica che adesso, per evitare questo problema, fanno l'etichetta di plastica. E quindi diciamo non c'è più il problema, non si pone più il problema perché tu c'hai bottiglia di plastica ed etichetta di plastica. Veniamo appunto alla plastica, al secchiello più importante, che è quello giallo. È il più importante perché lì ci vanno i materiali più preziosi, ci va la plastica,
che è un valore altissimo, ci va l'alluminio e ci va l'acciaio. Quando parliamo di acciaio ed alluminio, così come di carta, così come di vetro, dobbiamo però chiarire un punto. Sì. Stiamo parlando di imballaggi, la raccolta differenziata è destinata agli imballaggi di plastica, di carta, non a tutto ciò che è fatto di plastica piuttosto che di carta. Facevo l'altra volta un esempio: se io ho una penna di plastica o la bambola di mia figlia che si è rotta, non la devo mettere nella plastica, questo va nell'indifferenziato. Ma si tratta comunque di quantità minime, perché se guardiamo a casa nostra, nelle vostre aziende, quanta plastica produciamo, la stragrande maggioranza, il 95% della plastica che produciamo sono imballaggi, non sono oggetti in plastica. E quindi che cosa succede? Che i produttori di oggetti in plastica che non sono imballaggi non pagano a monte la tassa per il riciclaggio, ed è solo per questo che non vengono raccolti, perché una penna è riciclabilissima. Solo che siccome chi l'ha prodotta non ha pagato la tassa per il riciclo, i consorzi di filiera non la ritirano. È solo questa la ragione, è una ragione tutta economica, non è una ragione tecnologica, perché ripeto, tutti gli oggetti, anzi la stragrande maggioranza degli oggetti di plastica si possono riciclare, perché sono più o meno fatti tutti di plastiche riciclabili, solo che chi fa gli imballaggi paga a monte quando produce una tassa che gli consente di coprire il costo del riciclo, chi invece produce altri oggetti, quindi in quantità di gran lunga inferiori, normalmente non paga quella tassa. Faccio un esempio per farmi capire: fino a qualche anno fa i piatti di plastica e i bicchieri di plastica non erano riciclabili, pur essendo di materie riciclabili, però non venivano riciclati semplicemente perché il produttore non pagava la tassa. Da qualche anno quel produttore paga la tassa e quindi da alcuni anni i bicchieri di plastica e i piatti di plastica sono riciclabili, le posate di plastica no. Quindi però tutte queste istruzioni ovviamente verranno fornite tanto alle aziende quanto ai cittadini, in modo tale che tutti si possano orientare, perché ripeto, si tratta solo di avere le informazioni giuste, ma solo per i primi giorni, perché poi una volta che entri, diciamo, vai a regime, sai perfettamente cosa fare. Noi addirittura abbiamo un'aspirazione, ovviamente non si tratterà di farlo adesso, ma probabilmente quando riusciremo nel 2018 ad avere qualche risorsa che rientra dalla raccolta differenziata, l'idea, lo fanno le città più evolute, è quella di fare un'app in cui chiunque può chiedere informazioni continue, perché è chiaro che poi via via può sempre arrivare il materiale strano, l'oggetto fatto di materiali strani che non sai interpretare, e quindi in quel caso troverai nell'app tutte le risposte. Diciamo, per il primo anno accontentiamoci di alzare il telefono e al limite chiamare l'ufficio, perché c'è un numero di telefono, ecco, noi diamo anche questa informazione. L'ufficio ecologia, ora nel Deplian c'è, io non lo posso ricordare, comunque nel Deplian ci sono due numeri di telefono. Chi ha qualche dubbio può telefonare a questo numero che l'assessore ci dirà. 0922 590 847. Benissimo, poi ci sono altri numeri. Questi numeri sono numeri a cui potete chiedere informazione per ogni dubbio. Quindi diciamo, la presentazione dei mastelli e dei carrellati l'abbiamo fatta, adesso siamo partiti pure con la distribuzione, nel senso che in questi giorni degli addetti dell'RT stanno andando per aziende e per uffici, perché prima di assegnare il mastello piuttosto che il carrellato stiamo andando a chiedere quali sono le esigenze, perché appunto in questo caso le esigenze sono così varie, così diverse, che non possiamo fare come le famiglie. Le famiglie verranno assegnati quei 5 secchielli che avete visto, punto. Benissimo. Per le aziende non è così, perché ci può essere un'azienda che ha bisogno di un carrellato di carta e non ha nulla da fare con il carrellato di plastica o metalli, e così via. Quello che tutti avranno invece è l'indifferenziato, ed è l'ultimo mastello o carrello che vedevate poco fa, quello grigio. Dico, è per me quello meno importante, perché è quello in cui ci va tutto ciò che non può essere riciclato. Quindi in questa fase ovviamente lo distribuiremo a tutti, piano piano ci si renderà conto che la quantità di rifiuti che si mettono lì si ridurrà sempre di più, perché più bravi diventiamo a fare la raccolta differenziata, meno riempiamo
quel mastello o quel carrellato. Quindi i carrelli verranno personalizzati azienda per azienda? Cioè, mi spiego bene? Sono personalizzati. Cioè, il falegname chiaramente produrrà molto più legno, piuttosto che il supermercato produrrà sicuramente parecchio cartone e non produrrà magari materiale organico. Per cui mi sembrerebbe opportuno dare al supermercato o al falegname piuttosto che al macellaio dare un carrellato diverso, magari in dimensioni maggiori, in maniera da potergli dare la possibilità di evitare di distribuire questi pezzi in È proprio quello che si sta facendo, nel senso che ovviamente il falegname non avrà il carrellato per l'organico, il falegname probabilmente avrà il legno, che ovviamente non trovate tra i carrellati perché il legno è più ingombrante, quindi viene raccolto in un modo diverso. Non avrà certamente l'organico, non avrà la plastica, avrà l'indifferenziato, perché comunque chiunque produce una piccola quantità di indifferenziato e quindi l'indifferenziato viene sostanzialmente distribuito a tutti. Dicevo, vi accorgerete via via che la quantità di rifiuti che si mettono all'indifferenziato si ridurrà e ci sono le migliori esperienze in Italia dove la Tari si paga in relazione a quanto indifferenziato fai, dove ormai l'indifferenziato si raccoglie una volta ogni 2 settimane, perché raccogliere una volta alla settimana è in più. Io lo dico sempre, faccio sempre l'esempio di Treviso, che secondo me è il migliore esempio al mondo. Lì, avendo risolto il problema dei pannolini, che sono il problema più importante dell'indifferenziato, perché loro fanno una raccolta solo per i pannolini a chiamata, cioè loro hanno un elenco di persone o aziende, per esempio le cliniche private, gli ospedali, che hanno una produzione di pannolini o pannoloni. O pannoloni, chi è incontinente, chi ha figli piccoli, certo. Fa una richiesta e sa che per un periodo c'ha una raccolta dedicata, quindi ti vengono a prendere addirittura pure i pannolini. In quelle città non si fa la raccolta dell'indifferenziato, si fa una volta ogni 15 giorni. Ma questo perché? Perché più indifferenziato produci, più paghi di tasse. Meno indifferenziato produci, meno paghi e quindi la gente cerca di differenziare al massimo per ridurre il costo della Tari, che è diciamo, un modo virtuoso di ragionare, perché come dire, a partire dall'interesse economico io spiego ai cittadini qual è il valore economico di ciò che puoi riciclare e quindi non lo metti nell'indifferenziato, tant'è che se lo metti lì paghi di più. Però diciamo ci arriveremo nei prossimi anni, ce lo auguriamo, no, ma io sono abbastanza sicuro perché ritengo che la molla economica, se ben utilizzata, riesce a fare arrivare ai risultati più rapidamente di quanto si possa pensare. Bene, l'assessore ha parlato già abbastanza, io vorrei fare parlare ora i rappresentanti dei lavoratori, di chi ha un'attività autonoma, in particolare Emanuele Farrugia del CNA che rappresenta gli artigiani. Ecco, cosa ti ha convinto o cosa diciamo, non ti ha convinto, cosa chiederesti all'assessore? Perché dico, l'artigiano abbiamo una come dire, tanti artigiani in tanti settori, per cui dico, intanto apprezzate questa iniziativa, vi siete preparati, avete spiegato, avete fatto anche delle riunioni, non so, l'assessore, lei mai ha fatto una riunione con la CNA? Ne abbiamo fatto una, sì. Ne abbiamo fatto una, abbiamo discusso, si è parlato. Siamo ben felici di collaborare con l'amministrazione perché per noi è importante, è un segno anche di civiltà, diciamocelo, poi lo si fa in tutto il mondo, non si è mai capito perché non si è iniziato ad Agrigento. Per cui gli artigiani, i commercianti che noi rappresentiamo, le imprese in generale che noi rappresentiamo, siamo ben felici di iniziare questa nuova, diciamo, questa raccolta differenziata. Devo dire che a sua volta noi siamo già in qualche maniera abituati, perché visto che quasi tutte le nostre strutture hanno già dei rifiuti speciali, per cui la legge ci impone appunto di avere i ristoranti gli oli saturi, io personalmente il toner, le cartucce e quant'altro. Vogliamo ricordare anzi a tutti gli artigiani, a tutte le imprese in generale, che naturalmente avere già una convenzione con i rifiuti speciali porta anche a una scontistica da parte dell'amministrazione, almeno così dovrebbe essere, perché già si paga in quel settore specifico, per cui ognuno che ha una raccolta particolare
può e deve comunicare, attenzione, questa è una cosa importante, agli uffici che già diciamo, sta pagando per altri rifiuti, per cui questo è importantissimo. Siamo ben felici, speriamo che tutto funzioni al meglio, siamo pronti a fare la comunicazione adeguata a tutte le imprese, perché il nostro obiettivo è quello di far pagare meno alle imprese, parliamoci chiaro, in soldoni. Poi la nostra è una terra un po', come dire, siamo gli ultimi dappertutto, però purtroppo subiamo invece, abbiamo i maggiori coefficienti di, non so se è vero, così mi dicono i tecnici ad Agrigento, ci sono i coefficienti di pagamento più alti in assoluto in Italia relativamente ai ristoranti o ad alcune strutture. Per cui speriamo lo posso confermare. Allora, per cui noi ci auguriamo che questo porti a una riduzione, per cui inviteremo le imprese a collaborare, a partecipare, ad essere vicini. Noi saremo vicini all'amministrazione, siamo assolutamente vicini all'amministrazione con un unico obiettivo, quello di dare un contributo alle imprese in termini di spese, perché proprio in questa zona così degradata, diciamo così, finalmente ci sia qualche cosa che ci faccia risparmiare un po'. Bene, signor Panarese, allora lei invece cosa ha da intanto, dire all'assessore e che problematiche può esporre secondo lei? Intanto partiamo dal principio che era un'operazione assolutamente da fare, siamo stati sempre fanalino di coda per tutto, almeno per questa cosa pare che non siamo gli ultimi, ancora c'è qualcuno che deve cominciare, per cui non siamo veramente gli ultimi nella regione. Siamo anche noi vicinissimi all'amministrazione, abbiamo già avuto un incontro con l'assessore che ci ha spiegato per sommi capi cosa bisogna fare, cosa andrà fatto, come le aziende si devono preparare. Noi a tal proposito abbiamo poi fatto un incontro con i nostri associati, con alcune, almeno quelle più grosse, per chiarire e comunicare quali saranno le operazioni che si andrà a realizzare a giorni a quanto pare, perché mi pare che si parta da ottobre. 9 ottobre. Adesso ne faremo un altro incontro per chiarire ulteriormente quali sono le posizioni dell'amministrazione e quali sono diciamo, i doveri di ogni azienda. Come diceva il collega poco fa della CNA, noi già siamo per la verità come aziende già pronti, perché l'abbiamo già da sempre fatto un po' la differenziata, anche se non è esattamente così in questi termini, però l'abbiamo sempre fatta. Diciamo che per le aziende che sviluppano tipo il macellaio piuttosto che chi produce come me cartucce per stampanti, già le mettiamo da parte, quindi la plastica, l'alluminio, questo già lo facciamo. A parte il fatto che poi abbiamo l'obbligo appunto di smaltire come rifiuto più o meno pericoloso tutti i rifiuti che facciamo. Un paio di domande volevo fare all'assessore, che probabilmente tornerà una alla volta per evitare di confonderlo, ma l'assessore tanto non si confonde, è bravissimo, non ha problemi. Quella fondamentale, cioè una domanda che capisco di essere venale, però ai nostri commercianti, alle imprese che io rappresento, interessa capire che cosa viene a costare questa operazione. Viene a costare di più o di meno di quello che pagavano prima? Uno. Intanto capiamo che bisogna fare qualche sacrificio per rendere questo paese poco più vivibile, poco più pulito, oltre che per l'ambiente ovviamente. A tal proposito volevo chiedere, perché io tempi passati l'avevo già fatto, per avere delle condizioni migliorative come condizioni di costo per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, mi pare di capire che in rapporto allo spazio occupato e ai macchinari presenti, io parlo delle imprese adesso, non parlo del privato, perché del privato poi sarà un'altra cosa. No, questa è una trasmissione dedicata in particolare alle imprese. Quindi in virtù dello spazio che quella macchina o quella scrivania occupa nell'ambiente in cui si produce del rifiuto, si ha uno sconto relativo. Ecco, adesso non so in quali termini, perché non lo ricordo, io tempo addietro l'ho fatto, e mi è stata concessa una certa scontistica rispetto ai metri quadrati che occupavo. Per chiarire meglio l'idea, io ho 100 metri quadrati, se su questi 100 metri quadrati ho 20 metri quadrati di scaffalatura, 20 metri quadrati di bancone ed altro, non pagherò per 100 metri quadrati, ma pagherò per 60 metri quadrati. Adesso non so se esattamente sono questi i termini, ma adesso l'assessore magari mi chiarirà meglio e spero che mi dia ragione, quantomeno. Insomma, così almeno c'è facciamo un risparmio effettivo reale per le aziende che
Allora, arriverà questa scontistica? Perché in alto, diciamo, attualmente credo che sia 1-3 il rapporto tra privato e commerciale. Allora, io approfitto di questa domanda per ricordare come il servizio di igiene urbana è oggi, dal punto di vista economico, quello più importante per il Comune di Agrigento, vale circa 16 milioni. E il fatto che questo servizio, in questo servizio le tasse, la Tari venga pagata da circa il 60% dei cespiti, degli utenti, è un grossissimo problema del Comune, perché ogni anno noi ci ritroviamo con delle spese, diciamo, dobbiamo coprire il 40% dell'evasione tariffaria con fondi di bilancio, quindi noi dobbiamo, se vogliamo risanare il bilancio disastrato che abbiamo trovato, ovviamente intervenire sulle voci più importanti. La più importante in assoluto è quella della Tari, e l'assessore al bilancio mi dice che la parte più importante dell'evasione si concentra nelle utenze non domestiche, e c'è una spiegazione, non una giustificazione, una spiegazione abbastanza chiara. Cosa è successo negli anni? Per ragioni di tipo clientelare questo servizio è costato sempre di più, e per evitare che però questo fosse visibile alle famiglie, ecco, se facciamo vedere intanto i cassonetti, così diamo già un'immagine, abituiamo chi ci ascolta a questa idea, ai colori, queste cose. Per nascondere alle famiglie i continui aumenti di tariffe, si sono fatti via via dei regolamenti che quegli aumenti li spostavano sulle aziende. Quindi più o meno le famiglie pagavano tantissimo, ma pagavano più o meno lo stesso, stiamo parlando di 500 euro, mentre tutti gli aumenti che negli ultimi, diciamo, 2 decenni ci sono stati, si sono scaricati sulle aziende, alle quali mandiamo obiettivamente delle, diciamo, tariffe insopportabili. Appena diciamo, insediato, io infatti ho pensato di rivedere il regolamento che distribuisce, come dire, il carico percentualmente in modo diverso tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, ma era obiettivamente un'operazione difficile da fare, perché significava spostare il peso ulteriormente sulle famiglie che non avrebbero capito quello che stavamo facendo. Allora abbiamo tentato di accelerare al massimo sul cambiamento completo del sistema, ed è evidente che questo sistema porterà un risparmio, e io l'ho detto in tutte le salse, quel risparmio non verrà spalmato in modo equo tra famiglie e aziende. Intanto dobbiamo recuperare il gap con le aziende, quindi le famiglie risparmieranno un po', cercheremo di concentrare almeno nei primi anni il risparmio sulle aziende, perché è lì che dobbiamo lavorare, perché lì c'è il carico maggiore, ma soprattutto se vogliamo recuperare l'evasione fiscale, cioè noi dobbiamo recuperare l'evasione fiscale, però cominciando a mandare alle aziende delle bollette diciamo un po' più in linea con le medie nazionali. Ecco, la questione è questa, quindi non c'è dubbio che questa operazione deve premiare soprattutto le aziende, ma dirò di più, siccome il costo maggiore nel servizio di igiene urbana è il costo del personale, questi sono i classici lavori labor intensive, più del 50% è il costo del personale. Noi abbiamo lavorato sulla riduzione del personale, noi abbiamo trovato un servizio che era composto da 168 persone, le abbiamo ridotte il 21, diciamo, via via al 21 di luglio sono diventate 120. Questo produrrà in via strutturale un risparmio notevolissimo, che è stato nascosto quindi questo risparmio ci doveva già essere, è stato nascosto dal fatto che l'anno scorso la Regione, attraverso delle ordinanze cervellotiche, ci ha, come dire, caricato di un costo in più di 1,5 milioni, perché siamo andati a portare rifiuti in provincia di Siracusa, nella discarica di Catania. Quindi il risparmio che avremmo dovuto ottenere è stato cancellato da questo costo in più. Quest'anno il risparmio non si vedrà, perché invece verrà cancellato dal fatto che dagli altri paesi dove è cominciata la raccolta differenziata sono arrivati ad Agrigento quantità di rifiuti tali da avere un costo probabilmente alla fine dell'anno che supererà il 1 milione, 1,2 milioni, perché tutti sono partiti con la raccolta differenziata, nessuno ha fatto i controlli, per cui chi vuole fare la raccolta differenziata a Favara, Porto Empedocle, Aragona, la fa, chi non la vuole fare porta il rifiuto ad Agrigento, per cui ad Agrigento
producevamo 2000 rifiuti al mese. Da quando i paesi del circondario hanno cominciato la raccolta differenziata, i nostri rifiuti non sono più 2000 tonnellate al mese, ma 2600 tonnellate al mese. Allora è evidente che i risparmi già ci sono stati nascosti da questi due problemi in questi 2 anni, ma siccome questi due problemi, il primo è stato già risolto, il secondo sarà risolto a breve. Giusto la settimana scorsa abbiamo chiesto e ottenuto una convocazione dal prefetto per sederci tutti attorno a un tavolo per spiegare agli altri sindaci e alle altre amministrazioni che gli incivili ci sono dovunque, dobbiamo coordinarci per combattere l'inciviltà insieme, perché se giochiamo a futti compagni, nel senso che il mio incivile lo mando da te, è chiaro che alla fine, quando cominceremo noi, sarà molto peggio per gli altri, perché essendo la città più grande, sono assolutamente convinto che noi di incivili ne abbiamo più degli altri. Allora è bene, prima che si scatenino gli incivili di Agrigento, che ci si coordini e tutti insieme si faccia una guerra senza risparmio di colpi contro l'inciviltà, che abbiamo visto tutti. Le nostre città, le nostre strade sono diventate un immondezzaio, siamo una città turistica che non si può permettere più di una condizione di queste sconcezze. Ma infatti ci auguriamo tutti che spariscano tutti questi bidoni che ci sono in circolazione. Prima spariscono i bidoni, sto dicendo questo, prima spariscono i bidoni meglio è, perché eviteremo appunto di diventare attrattori di rifiuti altrui. Per quanto riguarda la questione di come si commisura la Tari, diciamo che tutti questi sistemi sono un po' cervellotici ed è sbagliato in nuce pagare il rifiuto per i metri quadrati che hai, perché una nonnina di 80 anni non produce niente, ma se continua a vivere nella sua casa di 200 metri quadrati dove abitavano in 8, pagherà cifre esponenziali. Allora è evidente che in un posto normale si deve fare, e noi speriamo di diventarlo molto presto, la tariffazione puntuale. La tariffazione puntuale è proprio quella che ho descritto poco fa. Tu paghi non per i metri quadrati, paghi per le unità che compongono la famiglia, quindi se sei uno paghi per uno in quota parte, e in quota parte paghi per quanto indifferenziato fai. Quindi la nonnina che è una farà poco indifferenziato, anche se ha una casa di 200 metri quadrati pagherà pochissimo. Chi invece non vuole fare bene la raccolta differenziata e produrrà molto indifferenziato, anche se vive in una casa di 50 metri quadrati, pagherà molto di più della nonnina. E mi pare giusto, perché passa il principio che chi inquina paga di più, chi inquina di più. Questi parametri sono già attivi? No, ovviamente. Allora, la precondizione per poter lavorare sulla tariffazione puntuale è la raccolta differenziata domiciliare. Quindi partita la raccolta differenziata domiciliare, ci siamo già, ne abbiamo già parlato con gli uffici finanziari, dobbiamo immediatamente lavorare per passare dalla tariffazione un po' cervellotica che lei descriveva poco fa alla tariffazione puntuale. Io mi auguro di arrivarci già nel 2018, se non ci arriveremo nel 2018 certamente nel 2019 anche Agrigento avrà la tariffazione puntuale. Quel tipo di tariffazione per l'azienda potrebbe essere logica, in quando non c'è la vecchietta che va ad abitare in una casa, ma paghi per metri ma è il capannone da 1000 metri quadrati, quindi o si paga per metro quadrato o si paga per metro, cioè un sistema sarebbe bene pagare per quello che produci. No, dico per carità, o per quello che siccome quello che produci è misurabile, oggi è misurabile, perché ognuno di quei secchielli che vedete, gli scarrabili, hanno un chip, i nostri hanno un barcode, quindi tutte le volte che vengo a prendere rifiuti da te, io lo so perfettamente in tempo reale. Pesato. Allora, al momento, quindi con questo servizio di un anno non sarà pesato, col servizio successivo, quello che dovrebbe entrare nel 2018, potrebbe essere pesato e quindi addirittura avere con precisione la produzione. Quindi attualmente si fa una stima, ti do un carrellato da 240 litri, so che stai producendo 240 litri di rifiuti, in realtà non è così perché il peso magari potrebbe essere inferiore, magari è metà, eccetera, eccetera. Quindi ci arriveremo a pesarlo. Attualmente si fa una stima sulla dimensione del contenitore. Ma la cosa che ci fa piacere è avere un interlocutore con cui parlare, con cui dialogare e che in qualche maniera sta dietro alla materia e che studi tutte quelle che sono le soluzioni per migliorare sia il servizio sia per migliorare le condizioni anche di tipo economico, per cui questo dobbiamo dare atto all'assessore Fontana. Speriamo che nel futuro ci sia pure chi si dedichi a questo, perché nel passato sicuramente non c'è stato mai nessuno
che ha fatto analisi, che ha guardato i rapporti, che ha guardato le quantità, si guardavano solo i posti di lavoro, si guardavano solo le assunzioni, si guardavano solo alcune cose. Per cui di questo dobbiamo dare atto all'assessore, noi staremo accanto a lui, non a controllare, ma a collaborare con lui nel tentativo di realizzare quanto ci stiamo dicendo stasera, c'è un risparmio reale per quanto riguarda per le imprese, e questo si può ottenere solo, come ha già detto, facendolo bene, facendo una differenziata bene, e noi inviteremo tutte le imprese a svolgerlo, a realizzare questo, con un obiettivo preciso: risparmiare un po' in questa terra e, come ho già detto, quello di non vedere più questi cassonetti, perché è indecente, è incivile e non siamo... Ecco, turisticamente lei è un operatore del turismo, è gravissimo, che effetto può dare questa raccolta? Ma assolutamente, se uno va a Firenze non trova un cassonetto, o quantomeno i cassonetti che trova sono quelli interrati, dove passa il camion che lo preleva dalla strada, e non si vede mai un sacchetto fuori posto. Qui siamo abituati a vedere, intanto lungo le strade è un'indecenza veramente vergognosa, e vanno colpiti tutti coloro, io invito veramente tutti a segnalare chi butta i sacchetti di immondizia per strada, neanche nei cassonetti, perché spesso ce li ritroviamo lungo la strada. Fai il lancio. Sì, facciamo il Molti lancio, siamo sportivi, siamo sportivi. Non si prendono neanche la briga di scendere dalla macchina e buttare. Ma noi abbiamo un territorio straordinariamente bello, veramente accogliente sotto tutti i punti di vista, ci stiamo sforzando in tutti i modi di creare condizioni di accoglienza, però spessissimo succede quello di vedere i cassonetti stracolmi, scioperi, tutto quello che vuoi, pur pagando fior di soldi alle società, alle amministrazioni nello specifico. Per cui ci auguriamo che nel prossimo futuro tutto vada a regime, ripeto, e che ci sia sempre un gruppo di lavoro che lavori per creare condizioni migliori e dare un servizio alla collettività. Questo è il nostro augurio. Assessore, ci sono le cosiddette zone franche, no? Dove noi spesso usciamo dal territorio urbano e andiamo in certe zone, per esempio la zona Caos è una di queste zone franche, la contrada Borsellino, cioè io le parlo di percorsi che faccio abitualmente, cioè la contrada dopo Pianogatta verso Ioppolo, cioè ci sono delle zone dove è proprio il Far West, vediamo rifiuti buttati da tutti, perché è chiaro sono zone che non vengono controllate. Ecco, in queste zone come pensate di intervenire anche in queste zone? So che è difficile perché sono zone lontane da un comune, cioè a cavallo fra un comune e l'altro, ormai i rifiuti vengono buttati lì praticamente. Diciamo che qualcosa si sta già facendo, ma si deve fare molto di più. In questo momento si sta facendo la repressione tradizionale. Stamattina io sono stato alla zona industriale a fare questa immagine e c'è proprio la zona industriale in questo una prateria. È stata ripulita la settimana scorsa dal Comune di Aragona. Sì. 2 settimane fa era molto per peggio. motivi di tempo, ma si è riformato di nuovo la discarica. Noi, diciamo. Nell'immediato, non essendo ancora partiti con la differenziata, stiamo facendo la tradizionale repressione con la polizia urbana, e devo dire che i risultati sono eccellenti. Cioè noi nel mese di settembre abbiamo elevato centinaia di verbali, devo dire purtroppo prevalentemente a gente residente in altri paesi, quindi non ad Agrigento, perché abbiamo concentrato l'attenzione appunto sulla trasmigrazione dei rifiuti da un comune all'altro, e quindi ci siamo concentrati nelle zone limitrofe a Porto Empedocle, Raffadali, Favara, e abbiamo beccato moltissime di queste persone che tra gli incivili erano quelle più civili, cioè erano quelle che si avvicinavano al cassonetto, perché poi ci sono 2 gradi di inciviltà: quello che lo porta da un paese all'altro nel cassonetto dove non paga le tasse, e quello invece che appunto la lancia. Oppure ne abbiamo viste, perché di fotografie ne arrivano tante, c'è quello che la mette sulla marmitta,
per cui la marmitta a un certo punto fonde il sacchetto e lo lascia dove cade. Sì, chi è originale, non è una barzelletta. È originale, sarebbe bene però beccarne uno per fargli passare il piacere di fare cose originali. Mi hanno mandato qualche giorno fa invece una fotografia di un'auto che aveva il sacchetto fissato nel bagagliaio, perché oggi quasi tutti i bagagliai si possono aprire con un pulsante da dentro, quindi questo viaggiava col sacchetto fissato, poi la fantasia dell'uomo è immensa. Nel momento in cui avrebbe ritenuto più opportuno, col pulsantino avrebbe scaggiato la spazzatura. Allora, questi sono molto più difficili da beccare, ovviamente, perché dovresti poterli beccare sul fatto, ed è molto complicato. Però questi possono essere beccati alla fonte. Perché noi abbiamo chiesto l'incontro al prefetto? Intanto per fare coordinare le polizie urbane. Il giorno 5 ottobre abbiamo già convocato, perché ci sarà un tavolo tecnico formato dalle polizie urbane dei comuni del Comprensorio Agrigentino, diciamo che gestiremo, che organizzeremo presso il comune di Agrigento. Ma la cosa più importante è quello che noi faremo già con i commercianti a partire dal 9 ottobre e che abbiamo proposto come modello a tutti gli altri comuni, e cercheremo attraverso, diciamo, questi tavoli di coordinare con gli altri. Allora, se tutti i contenitori sono tracciabili e identificabili, io so perfettamente se Emanuele Farrugia fa la raccolta differenziata o non la fa. Perché basta, ogni giorno io ho un tabulato, esce fuori e io so se lui ha fatto la raccolta differenziata o non la fa. Una settimana magari è chiuso per ferie e non la fa, la settimana successiva perché non la fa. È evidente che se non la fa il suo rifiuto lo porterà da un'altra parte, per strada o nel cassonetto di qualche altro comune. Allora, se tutti, quindi nell'ordinanza che noi abbiamo predisposto è spiegato che noi controlleremo e puniremo alla fonte, cioè arriverà la multa a quelli che non ci risultano usare la raccolta differenziata. Quindi la stessa cosa dovrebbero fare gli altri comuni, cioè Porto Empedocle, Raffadali, Aragona, sono nelle nostre stesse condizioni, cioè loro sanno perfettamente ogni giorno in tempo reale quali sono i loro cittadini che fanno la raccolta differenziata e contestualmente sanno quali sono i loro cittadini che portano i rifiuti da un'altra parte, che poi può essere le campagne tra Aragona e Agrigento o può essere Agrigento. Allora non ci vorrebbe nulla, si fa un'ordinanza come quella che stiamo facendo noi e si multano. È evidente che invece chi oggi getta per strada il rifiuto lo fa perché pensa di non essere beccato, perché chiaramente beccarlo con la polizia urbana è complicato. Secondo me questo metodo è il più semplice e il più efficace e noi cominceremo a utilizzarlo dal 9 ottobre e stiamo chiedendo a tutti gli altri comuni di fare lo stesso, altrimenti non si capisce perché mettiamo il microchip nel secchiello. Il microchip è messo lì per riuscire a, come dire, darmi in tempo reale l'informazione che qualcuno ha fatto o non ha fatto la raccolta differenziata. Quindi diciamo, io mi auguro e ritengo che sia possibile da qui a qualche mese cancellare il fenomeno, non ridurlo, cancellarlo. I cassonetti non spariranno allora per il momento, giusto? Fino a quando non partirà l'utenza domestica. Il primo step, certo. Il primo step chiaramente sarà dedito solo ai commercianti. Nel primo step non verranno tolti i cassonetti. Quando ci saranno gli step nei vari quartieri, toglieremo i cassonetti che si trovano in quel determinato quartiere. Ma ovviamente varrà la stessa cosa. Quando io toglierò i cassonetti a Villaseta e Monserrato, controllerò chi la fa. Se c'è un abitante di Villaseta che pensa, o di Monserrato che pensa di fare il furbo e portarla in via Gioeni, sarà multato, senza bisogno di beccarlo mentre la porta in via Gioeni, perché semplicemente dai tabulati che ogni giorno mi fornirà l'azienda mi risulterà che non fa la raccolta differenziata. La speranza quindi è che si arriva ad un grado di civiltà tale da non essere più necessario multare la persona. Bastano le prime multe, poi, perché guardate, non c'è niente, io non sono mai stato convinto che l'inciviltà alberga in Sicilia, mentre dalle altre parti c'è sempre stata la civiltà. L'uomo è uguale un po' dovunque. Quello che funziona
meglio, che fa funzionare meglio la Lombardia piuttosto che il Veneto, è il controllo sociale. Lì non posso fare il furbo perché il mio vicino non si gira dall'altra parte, mi mortifica se mi vede fare una cosa di questo tipo, e la mortificazione vale molto più di una multa. Siccome qui invece abbiamo un'altra abitudine, saremo costretti ovviamente a fare le multe, ma vi garantisco che quando negli anni 90 partirono già in Lombardia e in Veneto, anche lì fioccavano le multe, perché quelli che attaccavano il sacchetto da spazzatura alla marmita piuttosto che al cofano non li abbiamo inventati noi, esistevano già, stavano in quelle regioni, solo che ovviamente lì c'è controllo sociale, ci sono polizie urbane che funzionano, e quindi nel giro di pochi mesi tutto è tornato alla normalità. Noi dobbiamo fare uno sforzo forse maggiore, però siamo ultimi e quindi abbiamo un vantaggio. Possiamo imparare copiando quello che hanno fatto gli altri in questi 20 anni. Quando sento dire che adesso per raggiungere i livelli degli altri dobbiamo far passare 20 anni, spiego che non è così, perché questi 20 anni per noi non sono passati inutilmente, siamo stati a guardare. Abbiamo visto come si fa, adesso che partiamo, ora diventiamo protagonisti. Sappiamo come si fa e diventiamo protagonisti. Volevo fare una domanda, gli studi professionali, per esempio penso agli architetti, ingegneri, commercialisti, dentisti, ecco, in questo sono inseriti in queste utenze non domestiche? Non sono inserite in queste utenze non domestiche. Insomma, non partiranno il 9 ottobre? No, non sono inserite in queste utenze non domestiche, quindi partiranno poi nei quartieri, partiranno assieme ai quartieri in cui si trovano. Capito. Quindi in questo momento ci sono attività commerciali, imprese, attività artigianali e uffici e scuole. Quindi c'è già un elenco ben preciso delle aziende o ditte che faranno questa cosa? Assolutamente sì. Che chiaramente darete a noi associazione in maniera da comunicare. Sì, noi li abbiamo già forniti ovviamente all'RT, che sta già girando per le attività per appunto fare quell'audit. Informazione. Sì, per fare quell'informazione e per chiedere quali sono le esigenze, proprio perché a differenza delle famiglie, nel vostro caso ci sarà un trattamento personalizzato per tipologia e per esigenza, perché ci può essere anche lì il ristorante che dice io produco 1 tonnellata di umido e chi ne produce 100 kg di umido, ovviamente non avranno le stesse attrezzature, oppure ci può essere chi ha meno spazio per conservare il carrellato, perché poi il problema è che i carrellati non si possono lasciare su strada, i carrellati devono essere esposti in determinati orari. I condomini per esempio? Ma vale la stessa cosa per i condomini, laddove ci sono, e ce ne sono tanti, condomini che hanno gli spazi verranno forniti di carrellati e non di singoli mastelli, perché ovviamente capite bene che questo rende più veloce il servizio. Svuotare un carrellato, diciamo, costa meno tempo di svuotare 10 secchielli. I condomini, come ce ne sono alcuni, mi viene in mente via Manzoni, via Gioeni, dove c'è una densità, ma no, il centro storico non è un problema perché sono case singole, quindi in quel caso si dà il mastello, quindi il secchiello piccolo. Nei condomini ci sono condomini che hanno un retro, che hanno una corte, che hanno un garage, allora in quel caso, così come è già avvenuto a Fontanelle, si darà il carrello grande. Laddove ci sono condomini che non hanno spazi, saranno forniti di secchielli più piccoli. Io volevo chiedere invece, per famiglie, perché una delle tante cose indecenti che abbiamo ad Agrigento è vedere la mattina l'immondizia in via Atenea. Via Atenea sarà trattata in maniera particolare, diversa. Diciamo che con la partenza dell'ottobre regolarizzeremo la situazione, la condizione di via Atenea. Via Atenea è stata trattata sempre in un modo privilegiato, cioè i commercianti di via Atenea hanno avuto un privilegio. Questo privilegio però si è trasformato, appunto, come dici tu, in una indecenza la mattina. E siccome siamo diventati i commercianti di via Atenea come verranno trattati? Come tutti gli altri, dovranno rispettare il calendario, quindi se io devo esporre la plastica, esporrò la plastica negli stessi orari in cui la plastica l'espongono i commercianti di via Emera piuttosto che di via Dante. Non ci sarà più nessuna differenza, quindi ti rassicuro. No, il problema era trovare la mattina tutti i cartoni, tutto quello che... Attenzione, io piango via Atenea perché ci sono poche ormai attività. Se non becchi ci sono poche attività, che stai dietro, devi stare un'ora per passare in via Atenea. Io voglio chiarire, non è, come dicono a Milano, una suppiccheria che io voglio fare come commerciante di via Atenea. Siccome quello che stiamo organizzando è comodissimo per tutti, sarà comodissimo pure per i commercianti di via Atenea, ed è giusto così, perché come dire, casomai stare in via Atenea ti dà una responsabilità in più, perché stai in un luogo che viene costantemente attraversato dai turisti oltre che dagli agrigentini, allora devi essere maggiormente responsabile. Quindi noi non stiamo
stiamo togliendo un privilegio che però secondo me in realtà è un privilegio che verrà superato in termini di comodità dal servizio che noi forniremo. Peraltro noi incontreremo i commercianti di Via Atenea proprio in questi giorni, perché appunto mentre per tutti gli altri in qualche modo è una novità, per loro è un cambiamento radicale, perché cambierà tutto in Via Atenea e quindi diciamo, è giusto dedicare a loro una maggiore attenzione, perché potrebbero pensare di essere penalizzati, invece non lo saranno assolutamente, ma elimineremo quel problema. Avete altre domande da fare? Speriamo buon che lavoro. L'assessore qui speriamo che vada come deve vorrei andare. dire che l'iniziativa chiaramente è fatta in collaborazione, cioè con la SRR Ato 4 Agrigento S, per cui dico non dimentichiamolo, cui Agrigento fa parte. E poi volevo dire che avevamo invitato anche Confindustria, ma per motivi diciamo logistici vari, insomma non si è presentata, ma noi l'abbiamo invitato, giusto Assessore? È così, ma il buon lavoro è soprattutto a loro, perché sono loro che stiamo cercando di far lavorare nel miglior modo possibile. Prima di chiudere la trasmissione vorrei far vedere nuovamente i cassonetti, se l'assessore velocemente ci spiega. Allora, l'umido, le faccio io le domande, l'umido dove va, Assessore? L'umido fa vedere le immagini, va la nel regia, ecco, allora, o nel secchiello più piccolo che è quello di colore marrone. Benissimo. E ci vanno diciamo, tutti gli scarti alimentari o piccoli vegetali. La piantina che abbiamo in casa, nel balcone, se dobbiamo buttarla va messa nell'umido. Gli scarti del mangiare? Sì, di alimentari, l'ho detto prima, gli scarti alimentari perfetto. e allora, le piccole potature. La plastica? La plastica assieme ai metalli, quindi all'alluminio e all'acciaio, va nel secchiello o nel carrellato giallo. Giallo. La carta e il cartone? La carta e il cartone vanno nel blu, nel secchiello e nel carrellato blu. Mentre il cartone, qui nel Deplian c'è carta e cartone, poi c'è cartone, imballaggi di scarto in cartone. Perché il Deplian che c'hai in mano è quello dedicato solo ai alle utenze, ai commercianti, perfetto. E quindi le grandi utenze che raccolgono il cartone separato ovviamente non saranno dotati di questi piccoli contenitori, avranno contenitori più grandi, diversi da questi che stiamo già fornendo. Capisci, il centro commerciale ha bisogno di scarrabili per comunque in ogni caso va nel blu, le piccole diciamo, la carta e cartone diciamo delle piccole attività commerciali artigianali va nel blu. Allora il secco residuo, che tra l'altro devo dire, ecco, dedichiamo un minuto in più sul secco residuo, perché vedo qui che ci sono tantissimi componenti del secco residuo, fra cui mozziconi di sigarette, la polvere, i rifiuti composti, quindi il secco residuo è tutto il rifiuto complicato, che bisogna non posso spiegarlo. Si va per sottrazione, tutto quello che non devo mettere negli altri contenitori, quindi quello che non va nel blu, non va nel giallo, non va nel marrone, non va nel verde, va nel grigio. Quindi peraltro un consiglio che do, per evitare di sbagliare, se avete un dubbio mettetelo nel grigio, perché è meglio buttare qualcosa in più nel grigio che non rovinare la raccolta differenziata, la cui qualità, ripeto, è molto importante. Quindi se uno deve buttare un DVD, non funziona il DVD, tutto ciò che, ovviamente, questo qui va nel secco residuo, perché stiamo parlando un rasoio elettrico, un rasoio, finisce di tutto fare ciò la barba. che è composto da più cose va nel secco residuo. È meglio spiegarle, perché magari uno le dà per scontate. Allora, invece ripetiamo di nuovo, carta, plastica, alluminio, acciaio e vetro vanno separati se sono imballaggi, quindi per capirci, la bottiglia di vetro va nel contenitore verde, se si rompe il vetro di una finestra va nel grigio, io raccolgo il vetro perché si è rotto il vetro della finestra, non va nel contenitore verde, va nel grigio. Così come il mozzicone di sigarette che dicevi tu è materiale composto, l'unico materiale composto da più cose che va raccolto assieme alla carta è il Tetra Pak. Nelle istruzioni questo lo trovate, tutti gli altri materiali composti. Quindi il latte uno la mattina quando butta nella carta. Togliendo il tappo di plastica. Si toglie il tappo di plastica, quindi il tappo di plastica va nella plastica. In questo percorso sono interessate anche le scuole, no? Ovviamente. Ecco, un'ultima raccomandazione, se ci sono dubbi non solo mettete nel grigio, ma prima di mettere il grigio guardate le confezioni. Ormai tutti i produttori di qualunque cosa hanno l'obbligo di scrivere nella confezione non solo di cosa è fatta, ma come si butta.
E quindi se voi guardate una confezione di qualunque oggetto c'è scritto dove deve essere buttata, c'è scritto raccolta carta, raccolta plastica oppure raccolta indifferenziata. I colori di cassonetti sono uguali in tutta Italia, scusa la domanda. Sono uguali in tutta Italia, sì. L'unico colore che è cambiato negli ultimi anni è quello della carta, perché fino a pochissimo tempo fa la carta si raccoglieva in contenitori bianchi, adesso si raccoglie in contenitori blu. Bene, mi pare che abbiamo esaurito la nostra discussione. Comunichiamo che dal giorno 9 ottobre allora partirà la raccolta differenziata per le utenze non domestiche. Assessore, dobbiamo dire qualche altra cosa? Come dice lui, buon lavoro a tutti. Buon lavoro a tutti. Ecco, io ringrazio l'assessore Mimmo Fontana. Grazie a voi. Assessore al Comune e all'ambiente del Comune di Agrigento. Ringrazio Emanuele Farrugia, rappresentante della CNA Artigiani. Ringrazio Filippo Panarisi, che è venuto in rappresentanza, Alberto, scusa, che è venuto in rappresentanza della Confcommercio. Ecco, diamo questa informazione, ricordiamo che c'è anche un numero di telefono 590 847 del Comune di Agrigento per chi vuole telefonare e avere informazioni. Allora al via il 9 ottobre parte questo nuovo percorso di Agrigento con Agrigento Ricicla. Grazie, buonasera. La trasmissione la potete vedere sul digitale terrestre di TVA in tutta la Sicilia, l'ECN92, in streaming sul televideoagrigento.tv e verrà caricata anche sul nostro canale YouTube per chi comodamente a casa se lo vuole vedere. Grazie e buon fine settimana. Grazie anche a voi. Grazie a voi. Grazie.